E lei pensa una roba. Mi piace scrivere, è una roba che non è facile, è un mistero, ma il problema è la lettura, è piace lesi. Tante volte è difficile per noi in generale, lesi in piemontese. Allora lei pensa di due parole parei come abbiamo, senza stare lì tanto a pensare, per comunicare in maniera più effettiva, spero, ma con chi aveva discutere. L'occasione era venuta da Emanuele Miola e Simone Slen, che sono due figli che conoscono direttamente, ma per via di Facebook, che in principio video alla città mia, la mia città, perché era preso con la foto che l'aveva fatta a Mar Montagna con chi la mia e lui, e tra l'altro Mar Montagna è il post del quale dovrei parlare prima o poi. Chi là in quel video la dice ciao, parla piemontese, e quella roba è una roba bella, e allora da lì, buttando insieme a due robe, lei pensa, prima che questo video 2 minuti di una ciacciarata, e va tu ma se a te sia interessante questa roba per parlare, per comunicare in maniera più effettiva in piemontese. Allora, nel momento anche questo libro, Kashi, di Gary Vaynerchuk, che c'entra niente con il piemontese, vinca niente con il piemontese, ma è importante perché fiel da un po' di anni a comunicare regolarmente con il suo pubblico, che è ben grosso, con i video, non con lo scritto. E allora lei pensa che per il piemontese questa è una cosa ancora più importante, dato che lui non ha un grosso problema inglese in piemontese. E poi lei pensa anche alle parole del poeta Nelorisi, che dice non basta scrivere perché lo scritto viva, è essenziale pensare di essere letti, dato che il vero nemico è il silenzio e lo scrivere è un atto politico. Conta appunto il lettore, io l'affronto, io lo provoco, se non c'è lo invento. Vorrei solo che dall'urto nascesse una più energica morale. Ecco, sono ma queste due parole per inaugurare queste mogliane differenti, spero che sia interessante, eventualmente andare avanti, oppure piantare lì, a Billy stesso. Chi è interessato, per sapere e comunque merci per avermi ascoltato. Ciao!